Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video che tra l'altro sto girando subito dopo quello dell'effetto semplici, quindi ecco perché vedete lo stesso outfit e probabilmente sì, vabbè, vedrete sempre gli stessi vestiti anche per il video che uscirà dopodomani, perché ne uscirà anche un altro dopodomani. Vi ricordo, guardate che spettacolo ragazzi, guardate. Sì, se magari la maglia del Paris Saint-Germain, guardate che spettacolo ragazzi. Vi ricordo che qua sotto in descrizione, tra l'altro presa di Mister 222 milioni, il link per acquistare le maglie lo trovate qua sotto, costano veramente poco, la qualità è ottima, sono delle repliche fantastiche, io personalmente ve le consiglio, poi vedete voi, link qua sotto in descrizione. Allora, sono molto indeciso sul titolo da dare a questo video. Però non lo voglio dire perché magari poi lo cambio e me ne viene in mente un altro. Anzi, forse probabilmente metterò quello che ho in mente, ovvero l'insostenibile leggerezza nel tifare le altre squadre. O l'insostenibile leggerezza del tifare le altre squadre, vabbè, si è capito comunque il senso. Cosa voglio dire con questo video? Voglio dire che da quando io ho memoria, da quando seguo il Cagliari, quindi anni, ormai si parla di una ventina d'anni praticamente, che ogni stagione riceve più o meno lo stesso epilogo, ovvero noi ci ritroviamo a dover, tra virgolette, tifare altre squadre per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Al che alcuni potrebbero controbattere dicendo è chiaro che nell'arco di un campionato tu ti ritrovi a tifare le altre squadre perché è chiaro che comunque è fatto da 20 squadre un campionato, quindi se magari vuoi raggiungere un obiettivo devi sperare che in una partita quella squadra perda e simili. Ma non è quello il concetto preciso a cui io mi voglio attaccare. È che noi costantemente in ogni campionato siamo dipendenti dalle altre squadre. Ed è una cosa, a mio avviso, insostenibile. Non si può. Non si può. Non si può ogni volta sperare di salvarsi perché una squadra sta facendo peggio di noi. Non si può. Io vorrei che la mia squadra, che il mio amato Cagliari, disputasse un campionato in cui se la giochi, ok? Questo è chiaro, e che non stia troppo a guardare, non stia troppo a calcolare o a sperare che una squadra faccia un determinato risultato con un'altra in modo da favorire noi. Io voglio che il Cagliari faccia il suo campionato, a prescindere dalle altre. È questo quello che io personalmente chiedo al Cagliari, ma è quello che non succede mai. Questa cosa non succede mai, e tanto scusate, mi sa tappare un attimo, il naso. Questa cosa non succede mai. E noi alla fine cosa andiamo a fare? Andiamo a diventare spettatori delle stagioni degli altri, sperando di riuscire a rosicchiare qualche mollichetta e pensare di aver fatto una pagnotta. Questo è il riassunto delle stagioni del Cagliari. Noi prendiamo le molliche dagli altri e pensiamo di averci una rosetta in mano. Ma non è così. Basta, basta, basta. Non bisogna guardare quello che fanno gli altri, bisogna farlo noi in primis il campionato.
Noi in primis dobbiamo svolgere un campionato, perché altrimenti fermarsi e guardare gli altri che lo fanno al posto nostro e noi ritrovarci nella merda cercando all'ultimo di fare tutto il possibile ha poco senso, è controproducente ed è irrispettoso nei confronti di tutti i tifosi. Perché il fatto che dell'irrispettoso lascia il tempo che trova, perché a quanto pare noi valiamo meno di zero. Però io non so voi come la pensiate, però questa è una cosa che a me personalmente dà veramente tanto, tanto, tanto fastidio. Perché ogni anno siamo costretti a sperare che qualche squadra perda punti, sbagli molte, molte partite e noi dovremmo essere lì ad approfittarne. Ma non può essere ogni volta così. O meglio, non possiamo passare ogni cazzo di campionato a fare questi ragionamenti e a fare questi pensieri. Poi ogni volta per lo stesso identico obiettivo, ovvero la salvezza. Dai, dai, su. Cioè, pure in Serie B noi ci siamo ritrovati a sperare che il Crotone perdesse punti perché se no ci inculava al primo posto. E noi al primo posto solo siamo guadagnati all'ultima giornata. È un qualcosa che veramente noi abbiamo proprio nel DNA marchiato e che non ci toglieremo mai a questo punto. Anche se spero che prima o poi se ne vada via sta brutta abitudine. Però anche quando si lotta per altri obiettivi, questa cosa rimane. E da una parte lo capisco perché è una cosa intrinseca del calcio. È chiaro che se tu speri che la tua squadra faccia bene, devi automaticamente sperare che un'altra che lotta per il tuo stesso obiettivo faccia male. È chiaro, è lampante, questo lo so anch'io. Ma quando diventa così frequente, quando ogni volta la tua squadra non gioca e deve aggrapparsi a quello che fanno gli altri, non diventa fare un campionato, diventa essere spettatori del campionato degli altri. A me è questo che non piace e che non tollero, ma proprio nella maniera più totale. Ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.